97.000 presenze complessive, di cui oltre 30.000 di operatori esteri provenienti da 140 paesi. Il Vinitaly 2024 ha chiuso i battenti confermando di essere il più importante appuntamento italiano dedicato al comparto vitivinicolo. Una vetrina imprescindibile anche per il Veneto, che con i suoi oltre 10 milioni di ettolitri di vino all'anno è il primo territorio per produzione a livello nazionale e vale il 36% dell'export. A rappresentare la regione tra i padiglioni della Fiera di Verona ben 509 realtà tra imprese e consorzi vitivinicoli. Si tratta di aziende molto dinamiche che contano sull'apporto creativo di un massiccio ricambio generazionale e di solidi rapporti di collaborazione con gli istituti di credito. A livello nazionale il credito cooperativo, l'agricoltura è il 25% della quota di mercato. In Veneto andiamo anche oltre, andiamo quasi al 30%, quindi direi che siamo partner vero di queste imprese. Le seguiamo da tantissimi anni e con loro abbiamo costruito progetti importanti, anche progetti di filiera, e abbiamo contribuito, credo, al successo di queste imprese. Peraltro molte di queste imprese sono anche cooperative. Se guardiamo i top player in Italia, molte sono cooperative, quindi c'è anche una comunanza di visione e di modello di impresa. Accesso al credito e consulenze specializzate sono gli strumenti che vengono maggiormente utilizzati per implementare nuovi progetti in cantina e rinnovare le strutture dei centri produttivi. Sono imprese che hanno investito moltissimo, il mercato anche del vino è cambiato molto a livello mondiale e quindi vengono da noi quando hanno dei progetti di crescita, di sviluppo molto importanti. Quindi stiamo parlando degli impianti, stiamo parlando della produzione, quindi è cambiato molto l'attività anche in campagna, stiamo parlando di distribuzione, quindi anche della parte di export, quindi in maniera importante, quindi direi che le seguiamo a 360 gradi.